Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato ai gentleman, 11 al via, Vasti di Poggio, Valdest, Dimitri ZS, Aria Pinca, Stecca Dimar, Emily Pan, in prima fila Urian Ors, Zonk di Gerifalco, Bacco Bacciò, Diva Indal e Astecco dei Greppi in seconda. Molto giocati Vasti di Poggio e Astecco dei Greppi, ma in chiusura Diva Indal, la più giocata a quota fissa. Numero 10, Antonio Vitiello. Macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di Aria Pink che sfreccia davanti a tutti, supera Vasti di Poggio, rimane invece all'esterno Dimitri ZS come anche Astecca Dimar. Conquistato il comando Aria Pink nei confronti di Vasti di Poggio che rimane lì in scia dopo 200 metri veloci in 14,7, all'esterno invece c'è Astecca Dimar che prova a portarsi sul leader con in scia Bacco Bacciò, quarto iniziale che se n'è andato in 29,7, in terza posizione invece Dimitri ZS lungo la corda, mentre per corsie esterne c'è anche Diva Indal in terza pariglia, ha anticipato Astecco dei Greppi. 600 se ne sono andati, intanto e il giro iniziale viene coperto in 1 minuto e 3 decimi con situazione tattica invariata, accenna la terza ruota intanto Bacco Bacciò quando siamo all'attacco della curva, della penultima curva, sempre Vasti di Poggio in scia ad Aria Pink, il chilometro è percorso in 1,16 netto, terza ruota ora per Bacco Bacciò che insiste, sopravanza Astecca Dimar in difficoltà e a 500 dalla conclusione cerca di agganciare Aria Pink che è sempre leader al paletto dei 400 metri finali con un parziale in 14,9, ha contato Vasti di Poggio, poi Diva Indal, ancora Astecco dei Greppi, in terza corsia ci prova anche Emery Pan, lo scatto di Diva Indal in terza ruota. Diva Indal viene cattiva all'ingresso addirittura d'arrivo, ha sempre buon vantaggio però battistrada Aria Pink che ora deve vedersela anche con Astecco dei Greppi e con Vasti di Poggio, ma sul palo vince ancora Aria Pink, mentre per il secondo posto probabilmente il numero 10 di Diva Indal che precede Astecco dei Greppi e Vasti di Poggio vicini, 1,15,5 con 30,5 a chiudere. E il bel primo piano per Aria Pink in percorso di testa. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Aria Pink al secondo finisce il numero 10 Diva Indal, mentre Astecco dei Greppi dovrebbe essere terzo di misura su Vasti di Poggio. La vittoria però è per Carlo Bonfiglioli che con la sua Aria Pink vince questa corsa riservata ai gentleman per conto di Battista Congiu.